Bentornati cari amici della Tenda TV e buon sabato 29 aprile. Oggi è la festa di una grande donna, patrona d'Italia ed Europa, Santa Caterina da Siena. È una grande santa per tanti motivi, per la sua fede, per l'amore a Gesù, una donna profondamente innamorata di Gesù e che ha donato tutta se stessa per la Chiesa. Una donna appunto che mossa dallo Spirito non ha avuto paura di scegliere Gesù, di andare e proclamare. Entriamo quindi nella nostra meditazione di oggi invocando lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. E oggi interrompiamo la lettura del Vangelo di Giovanni e leggiamo il Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetti dal 25 al 30. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. A conclusione di questa settimana che appunto ci accompagna a domani, giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, troviamo Gesù che rende lode al Padre. Il versetto del Vangelo dice: Ti rendo lode, Padre. Gesù si rivolge al Padre nella preghiera per lodare le sue scelte, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Ogni vocazione riconosciuta è scelta, ma ogni piccola chiamata di tutti i giorni che la vita ci fa ha bisogno di una dimensione di lode, di rendimento di grazie come fa Gesù, per poter essere vissuta con autenticità. Un cuore grato è un cuore che si apre alla preghiera e all'ascolto. In questo Vangelo c'è un invito e una promessa. Venite a me e io vi darò ristoro. Gesù ce lo dice anche oggi, venite a me. La vita non può che essere sempre risposta alla sua chiamata. Lui ci chiama sempre, ci invita. La vita, se vissuta come risposta alla sua chiamata, la trasforma, dà un significato nuovo a tutte le realtà che l'uomo vive. Lo abbiamo sentito nel Vangelo, giogo e peso. Nella risposta a Lui il giogo diventa dolce e il peso leggero. Infatti la promessa è: e io vi darò ristoro. Andiamo a Lui, affidiamoci a Lui e Lui ci promette ristoro, riposo nelle fatiche e consolazione per le nostre pene. Seguiamolo quindi e affidiamoci per vivere in profonda umanità la nostra esperienza personale e comunitaria, per sentire la pienezza che il nostro cuore necessita. Gesù non ci libera dalla fatica, ma ci dice come portarla, di portarla come Lui. E oggi Santa Caterina da Siena ci è testimone di questo. Tante sono state le prove che fin dall'infanzia ha dovuto superare e le sfide che ha affrontato, e lo ha fatto per amore di Gesù, un amore profondo, e anche per la Chiesa. E lei ci ha mostrato un totale affidamento e dono della sua vita a Gesù Cristo. Un meraviglioso poliedro è quindi la Chiesa di Gesù Cristo, quando rende lode al Padre per il suo progetto d'amore come fa Gesù. Vogliamo anche oggi, allora, come ultimo giorno, pregare insieme
la preghiera per la giornata mondiale delle vocazioni, che vi ricordiamo è domani, 60ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Sicuramente saremo nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità. Preghiamo per tutti quanti quei ragazzi, quelle ragazze che il Signore chiama, per ciascuno di noi che già sta seguendo la nostra vocazione. Io, Don Paolo, come sacerdote, Jane io come consacrata. Chiediamo di essere coraggiosi nel seguire Gesù. Allora usiamo le parole che il Papa ci offre. Padre buono, datore della vita, il creato, il tempo, la storia ci parlano di te, del tuo amore, della tua passione per ognuno di noi. A te che ci hai chiamati fin dal seno materno, seminando in noi desideri grandi di felicità e di pienezza, chiediamo, manda il tuo Spirito a illuminare gli occhi del nostro cuore, perché possiamo riconoscere e valorizzare tutto il bene che hai regalato alla nostra vita. Fa che ci lasciamo attraversare dalla luce, perché dalla tua Chiesa si riverbino i colori della tua bellezza e ognuno di noi, rispondendo alla propria vocazione, partecipi dell'opera meravigliosa e multiforme che vuoi compiere nella storia. Te lo chiediamo in Cristo Gesù, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ringraziamo Tenda TV, Radio Palazzo Carli, che ci hanno dato l'occasione di potervi accompagnare preparandoci a questo momento, a questo evento mondiale di preghiera, e vi auguriamo una buona domenica per domani. Ciao! Ciao!